Marcello Angeleddu, bis anche al ritorno, battuta la Maccarese, siete in finale, gara preparata molto molto bene. Ma gara dove i ragazzi hanno dato risposte importanti, hanno dato la sensazione di quanto sono gruppo, di quanto sono forti e quanto sono stati bravi in questa parte della stagione, ma anche durante tutta la stagione, a farsi trovare pronti, andare oltre le difficoltà, che erano tante perché affrontavamo una squadra molto forte e ben organizzata. Abbiamo dimostrato probabilmente nel doppio confronto di meritare questo passaggio. La Maccarese ovviamente voleva tornare in gara dopo la sconfitta dell'andata, ha cercato sempre di condurre un po' il gioco, voi avete tenuto bene, nelle ripartenze studiate avete colpito e poi avete quasi mai rimesso in discussione la partita perché poi arrivate il 2-0, il 3-0. Sì, siamo stati bravi a leggere bene i momenti della partita, Specie così inizio si di dice, prima. sì. La cosa importante è che il tema è lo stesso della partita d'andata. È una squadra, la Maccarese, che ha un'identità ben precisa, è una squadra molto brava a palleggiare, è una squadra che comunque Utilizza sia bene i braccetti in costruzione. esattamente, ha qualità, ha un'idea ben precisa, un'identità ben precisa, come dicevo, e contro queste squadre la difficoltà è avere pazienza. Quindi siamo stati bravi nelle due partite ad avere pazienza, aspettare il momento giusto. Marcello, tu che hai giocato e soprattutto quando ci sono stati i confronti Sardegna-Lazio, sai quanto è difficile fare una doppia vittoria con una squadra laziale che ha visto le gare, specie quella di ritorno, può dire sì, c'era una differenza, invece siete stati molto bravi perché il pericolo anche di rimettere tutto in gioco c'era. Allora, bisogna essere equilibrati, nel senso loro comunque sia hanno, hanno perso per questa partita due giocatori chiave, Fe e Catese, che ha giocato all'andata e oggi non c'era, non era disponibile. Nonostante questo sono una squadra forte e non è facile per noi perché veniamo da due campionati strutturati in maniera totalmente diversa. Intanto il punto numero uno è che per arrivare ai playoff devi arrivare secondo tra 18 squadre e loro oltre a quello hanno dovuto affrontare anche uno spareggio. Nel Lazio si fa l'eccellenza con 36 squadre, quindi il bacino è diverso, i giocatori sono tanti. In Sardegna si fa un'eccellenza a 16 squadre dove anche la quinta, anche una squadra magari tanto staccata può essere rimessa in gioco, hai più opportunità poi di accedere a queste fasi. Probabilmente, come si è visto poi quest'anno nella categoria superiore del girone G, il girone laziale in questo momento è più strutturato rispetto a quello sardo, quindi era questa una ulteriore difficoltà. Tant'è vero che poi nella Maccarese ritroviamo tanti giocatori che hanno fatto la Serie D in maniera anche importante e quindi va a arricchire e a tirare su il livello appunto di un campionato. Sì, come abbiamo noi tanti ragazzi forti che hanno fatto categorie superiori che conosciamo bene, che stanno dimostrando grandi cose. Anche la Maccarese ha giocatori che hanno fatto Certo. Serie D importante, come lo ripeto, una struttura di squadra importante, un'identità importante. Marcello, ho una domanda che ho fatto anche ad altri, e cioè avete chiuso il campionato, diciamo, alle spalle del Budoni, diciamo, mollando, tra virgolette, il primo posto un paio di giornate prima. E quindi un po' si rimproverava questo, non essere stati a giocarla fino all'ultimo. Nei playoff, ricordando quel passaggio che hai detto tu, di aspettare tanto sia per la finale regionale e poi questi spareggi senza fare gare ufficiali, vi siete presentati benissimo, proprio all'altezza della situazione. Sì, probabilmente ci è servito di lezione quello che abbiamo passato durante il campionato, ma io ripeto, è una cosa accantonata, messa da parte, perché Infatti sottolineavo quello per la maturità di tutto. sì, no, ma il campionato l'ha vinto la squadra che è stata più costante e più forte nelle 30 partite. Noi non siamo stati a quel livello, ma abbiamo tenuto durante la stagione un grande livello. E quindi parlare di campionato perso mi dà quasi l'idea che sto togliendo qualcosa ai ragazzi che durante l'anno, in mezzo a tanti problemi, hanno avuto un atteggiamento super professionale che ci ha portato fino ad oggi, perché oggi siamo al 1° giugno e noi pedaliamo dal 1° e noi siamo 10 mesi qua che abbiamo
non sto manco a parlare di numeri, ma questi io non so manco cosa dirli, perché a un certo punto dico, abbiamo perso durante il campionato 3 partite. È un percorso importante, era un campionato difficile, quindi basta, bravo il Budoni, è andata, adesso ci siamo preparati perché è iniziato un altro torneo, un altro mini torneo e la nostra testa è tutto su quello. Chi è pronto in questo momento, chi è più pronto sta giocando e sta facendo prestazione, qualcuno lo stiamo reinserendo piano piano e ci concentriamo adesso sulla finale. Ecco, manca un turno, puoi arrivare lì la Serie D e quindi rendere questa stagione meravigliosa e soprattutto lo dico per te perché poi le panchine da altre parti si stanno componendo, se tu non vinci poi dove vai a allenare? Non lo so, quello lo vedremo, no, non è un problema, panchine poi ce ne saranno tante, non lo so, ma io sto bene anche qua a Monastir, quindi credo che la cosa importante in assoluto, poi a parte tutto, è che il contesto calcio Monastir è cresciuto in maniera esponenziale, perché noi siamo partiti da... Io oggi ho visto una bella cornice di pubblico e io mi ricordo la mia prima qua in casa che era Coppa Italia con la Gialetto, quindi è passato 1 anno e mezzo, 1 anno e 8 mesi. E quindi vedere questa crescita del contesto è la nostra grande gratificazione. E non è finita perché un'altra gara in casa. No, infatti, speriamo di riempirlo nuovamente, magari anche di vedere la gente felice come la vediamo oggi. Grazie Marcello, in bocca al Grazie. lupo per la finale.